Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Beh, ma il Signore ci sta già parlando, vero? Già con la testimonianza di Nanà, e poi mi sono collegato perché è un po' la stessa cosa, insomma. Io abbiamo preso dei giorni di digiunare, no? Amen. E alla fine dei giorni che abbiamo finito di digiunare, mi mandano un messaggio, c'è l'incontro con i sindacalisti al lavoro. Ma perché cosa? Dicono che c'è una legge che è uscita per chi vuole andare via. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio sempre. Amen. Vogliamo aprire la Bibbia? Ancora il Signore ha qualcosa da dirci, ma quello che ha da dirci il Signore è collegato con quello che abbiamo detto anche in testimonianza, riconoscendo che il Signore è buono. Alleluia. In Luca capitolo 5 dal primo verso, Luca capitolo 5 dal primo verso fino al verso 11, parleremo di Gesù che chiama i suoi primi discepoli. Luca capitolo 5 dal primo verso fino al verso 11. Alleluia. Amen. Mi alzate in piedi, gloria al Signore. Alleluia. Dio sia lodato. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Amen. Vogliamo accomodarci, gloria al Signore. Alleluia. Gesù chiama i suoi discepoli, i suoi primi discepoli, utilizzando un momento particolare della loro vita, un momento di fallimento. Credo che a volte ci sentiamo anche noi falliti. Sono momenti, periodi, ti senti come fallito, come se non sei riuscito a fare quello che dovevi fare, no? E questi uomini, questi pescatori, stavano attraversando un brutto periodo e non avevano preso nulla. Erano pescatori, erano usciti a pescare e non avevano preso nulla. E quando dei pescatori non prendono pesce, credo che sia brutto, no? Lavorano inutilmente e non portano a casa mangiare, cibo, soldi. È la loro sopravvivenza. E quindi come potevano sentirsi? Inutili, sconfortati, tristi. Erano lì che rassettavano le reti, li pulivano. Avevano fallito. Non capivano il perché, ma la realtà era quella, avevano fallito. Però incontrano Gesù. E da quel momento la loro vita cambia.
Io credo che non era un caso che Gesù si trovasse lì, ma nella sua onniscienza, perché è vero Dio, vero? Alleluia, nella sua onniscienza, in quanto Dio, lui sapeva, conosceva quegli uomini, sapeva che quello era il momento giusto per chiamarli. Ed ecco che si presenta presso il lago, sulla riva del lago di Gennesaret. Troviamo la folla che si stringeva a lui per udire la parola di Dio. C'era tanta folla, immagino questa scena, che si stringevano, stavano insieme, non c'erano problemi di Covid. Si stringevano vicini per ascoltare meglio la parola di Dio. E noi vogliamo fare la stessa cosa, vogliamo stringerci. Alleluia, vogliamo stare più vicini a Gesù per udire meglio la parola di Dio. Gloria al Signore. Non c'erano microfoni altoparlanti, quindi Gesù non parlava con un microfono. All'epoca non c'era bisogno di microfoni. Adesso abbiamo bisogno di microfoni, ma vabbè. All'epoca Gesù si faceva capire, si faceva sentire. E io credo che ancora oggi il Signore si fa sentire. Alleluia, gloria al Signore. E Gesù vide 2 barche ferme che stavano in riva. Vede i pescatori smontati che lavavano le reti e prende l'iniziativa di montare su una di quelle barche. Non chiede il permesso, dice: ma chiedi che è questa barca? Posso salirci sopra? Lui prende l'iniziativa, perché lui è il Signore. Può farlo. Amen. Prende l'iniziativa, usa la barca di Simone e addirittura gli dice: scostati un po' dalla riva, allontanati un po' dalla riva. E inizia a predicare, usa la barca di Simone come pulpito e predica. Alleluia. Ma Simone non gli dice: ma che stai a fare? Come ti permetti? Ma chi sei? Prendi la mia barca? No, lo lascia fare, sente l'autorità, pur non conoscendo ancora chi è Gesù, ma sente l'autorità di Gesù, lo lascia fare. Gesù prende l'iniziativa, predica. Alleluia. Dopo aver predicato si rivolge a Simone dicendogli: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Gloria al Signore. Dio ci dia grazia di allontanarci un po' dalla riva e vivere veramente la fede come deve essere vissuta. La fede è anche prendere il largo. Se siamo troppo attaccati a riva alle cose terreni, la fede non può portarci dove vuole il Signore. Alleluia. Ma dobbiamo lasciar fare al Signore, dobbiamo ascoltare le direttive del Signore, che a volte ci dice: allontanati dalla riva, prendi il largo. Amen. Dio ci dia il coraggio di prendere il largo insieme a Lui. Alleluia. Nessuno gli aveva detto che Simone e gli altri non avevano preso nulla, ma Gesù sapeva che non avevano preso nulla. Erano usciti di notte, credo che di notte sia il momento più opportuno per pescare, nel silenzio, con la luce della luna. I pesci sono più propensi nella tranquillità a cadere, tra virgolette, nell'esca, no? A lasciarsi prendere. Era il giorno alto, c'era il sole, quindi è impossibile pescare, nessuno va fuori in pieno giorno per pescare, eppure Gesù gli dice: prendi il largo e getta le reti per pescare. E Simone trova da dire qualcosa, è un po' un'opposizione che umanamente viene da fare, no? Signore, noi abbiamo lavorato, lo abbiamo fatto, tutta la notte ci siamo affaticati, ma non abbiamo preso nulla. Significa, neanche un pesce, uno solo. Non l'abbiamo preso, Signore, però alla tua parola noi faremo quanto tu ci dici di fare. Che bello, però alla tua parola, Signore, noi getteremo la rete. Gloria al Signore per quell'ubbidienza, per quel credito che
Simone ha dato a quell'uomo. Per lui era ancora un uomo, no? Un uomo diverso dagli altri, ma era ancora un uomo. Non sapeva ancora chi fosse. Alleluia, dà credito a quello che dice Gesù, alla parola del Signore, e ubbidisce. Fratelli, sorelle, noi dobbiamo imparare a dare credito alla parola del Signore, a dare fiducia alla parola del Signore, anche se ciò sembra incomprensibile. Certo, immagino nei panni di Simone. Ma come? Io tutta la notte sono uscito, è una vita che faccio il pescatore. E di notte si pesca. Ora tu mi dici, prendi il largo e getta le reti per pescare. Gloria a Dio perché Simone ha ceduto. E vogliamo imparare anche noi a cedere. Vogliamo cedere, vogliamo arrenderci davanti alla parola del Signore. Alleluia, Signore. Questo abbiamo fatto, non è successo nulla, però alla tua parola noi faremo questo. E così avviene, prendono il largo, gettano le reti, una grande quantità di pesci. Gloria al Signore, talmente tanti che la rete stava per strapparsi, per rompersi, no? E altri colleghi, aiutateci, qua tutti sti pesci non riusciamo a prenderli. Vengono in aiuto anche loro e riempiono tutte e due le barche, tanto che stava per affondare questa barca, tutte e due le barche, il peso era talmente tanto che stavano affondando. Fratelli, quando il Signore dà generosamente, dà in modo abbondante, gloria al Signore. Ora, vedendo quello che era successo, confrontando quello che era accaduto e la parola di Cristo che aveva udito prima, Simone riesce solo a piegare se stesso davanti al Signore e gli dice: Signore, lo chiama Signore, Signore, allontanati da me, perché io sono un peccatore. Gloria a Dio, quando riconosciamo di essere peccatori. Alleluia. Sapete, noi siamo sempre peccatori, ma siamo salvati per grazia. Non è che ce lo dobbiamo dimenticare, non è che siamo diventati perfetti. Siamo peccatori che, a differenza di altri peccatori, noi siamo salvati per grazia, per la grazia di Dio, perché abbiamo dato credito alla parola di Cristo. Abbiamo accettato la parola del Signore, siamo stati ubbidienti e abbiamo ricevuto qualcosa dal Signore di valore inestimabile, come la salvezza. Gloria a Dio. Da quel momento la vita di Pietro, di Simone, che poi diventerà Pietro, e quella degli altri soci cambia. Gesù gli dice qualcosa: non temere. Simone, non temere. Da questo momento tu non sarai più pescatore di pesci, ma diverrai pescatore di uomini. Qui c'è una chiamata specifica per Simone, per gli altri. Come dire, sarete sempre dei pescatori, siete pescatori. Solo che io utilizzerò quello che sono le vostre capacità, quello che siete, per l'avanzamento del mio regno. Amen. Continuano ad essere dei pescatori, non è che all'improvviso hanno raggiunto una laurea in teologia. Da quel momento si sono messi a disposizione di Gesù. Sono diventati discepoli. Amen. Alleluia. E voglio fare una riflessione insieme a voi. C'è o no una differenza tra stare nella folla? Sì, per ascoltare la parola di Dio, ma sempre nella folla stai. E diventare invece discepolo di Gesù. C'è una differenza? Io credo di sì. Perché la folla ascolta e poi se ne torna a casa, è vero? Il discepolo invece segue Gesù.
E noi vogliamo essere discepoli del Signore. Badate che i discepoli non diventano subito apostoli, poi diverranno apostoli. Intanto sono discepoli. La parola discepolo vuol dire seguace. Intanto seguono Gesù. Amen? Alleluia. E lasciano ogni cosa per seguire il Signore. E condividono con Gesù 3 anni meravigliosi di avventure. Gloria a Dio, poi diventano apostoli, mandati. Apostolo vuol dire mandato. Poi il Signore li manda. Ma prima devono seguire. Alleluia. Dio ci dia grazia di far parte del suo popolo e di non essere una folla. Ma come popolo vogliamo essere un popolo che è fatto di discepoli. Persone che seguono il Maestro per la via. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Questo è quanto il Signore ha messo nel mio cuore. E preghiamo il Signore che ancora chiami tanti discepoli. Amen. Che utilizzi ancora il momento più brutto della vita affinché possiamo arrenderci nelle sue mani e diventare seguaci e strumenti nelle sue mani, strumenti che il Signore utilizzerà per la sua gloria. Dicevo questa mattina a Vittorio, gloria a Dio, perché il Signore chiama tutti. Ha chiamato degli uomini ignoranti, erano pescatori, non avevano studiato, erano pescatori e il Signore li chiama e dice continuate ad essere pescatori, tranquillo, solo che invece di pescare pesci, pescherai uomini, invece della rete ti darò l'Evangelo, butta l'Evangelo sulle acque, getta la parola, diffondi la parola sulle acque, pesci, anime verranno, alleluia, non per essere catturati, ma per essere benedetti dal Signore. Alleluia, e gloria a Dio perché chiama il Signore, dicevo, pescatori, persone ignoranti, chiama persone istruite. Gloria a Dio. Gloria a Dio per quegli uomini che quando parlano, grazie a Dio, per la loro cultura che hanno, il Signore li utilizza. Alleluia, ma gloria a Dio anche per le persone così semplici che il Signore utilizza anche ugualmente. Tutti possiamo essere utilizzati dal Signore. Alleluia, quello che noi siamo continueremo ad esserlo, ma nelle mani sue. Il Signore non stravolge, non vuole che indossiamo abiti che non ci stanno su misura, no? Mi viene l'esempio di Davide, come Saulo gli volle regalare la sua armatura, no? Prima di affrontare il gigante. Tieni, figlio mio. Davide dice, ma io sto scomodo con sta cosa. Non so quante taglie era più grande di lui, perché era un ragazzino, Davide era adolescente, Saulo era un omone grande. Che mi dai a fare sta armatura? Lascia tutto, voglio solo la mia fionda. Con quello che sei, con una fionda. Vai avanti nel nome di Gesù. Scaglia la tua pietra. Parla di Cristo nel nome di Gesù e vedrai che i giganti saranno abbattuti. Non occorre essere quello che non siamo. È importante che siamo così come siamo davanti al Signore. Alleluia. Ricordo un altro passo della scrittura dove quando hanno sentito parlare Pietro e gli altri riconobbero che erano popolani, però riconobbero anche, dice, questi sono stati con Gesù, perché il loro modo di parlare avevano acquisito una capacità nel parlare, di parlare del regno di Dio, della parola del Signore, che prima non avevano. Erano popolani, poco istruiti, e non c'era forse la scuola elementare all'epoca, non c'era niente. Papà e mamma ti iniziavano a far fare i pescatori per portare il cibo a casa, no? Erano cresciuti pescatori, ma erano stati con Gesù. E qualcuno si era accorto, quegli uomini sono stati con Gesù. Vogliamo che gli altri si accorgano che noi stiamo con Gesù. Amen, amen. Vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia, chiniamo il nostro capo. Gloria al Signore.